Salve a tutti, quest'oggi vi mostrerò alcuni aspetti poco noti di Portogruaro, una città di circa 27.000 abitanti in provincia di Venezia. Le immagini che stanno scorrendo mostrano la porta di San Giovanni, antica via d'accesso che dall'omonimo borgo conduce in centro. Proprio in questo borgo, chiuso al traffico veicolare, sorge una piccola zona verde, molto ben curata grazie al contributo di uno sponsor. Ecco un buon esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Appena oltrepassata la porta di San Giovanni ci troviamo in via Martiri della Libertà e subito alla nostra sinistra c'è via Rastrello. Percorrendo questa via, prima di giungere sul ponte del fiume Lemene, possiamo notare alla nostra destra un ingresso che conduce ad un percorso pedonale chiamato Calle Marinaressa. Ultimato verso la fine del 2002, questo percorso doveva far riscoprire un angolo suggestivo di Portogruaro, ma in realtà le cose sono andate diversamente. Ignoti writers hanno deturpato con le loro scritte le pareti, le colonne e gli scalini di questa calle. Un vero peccato perché da qui si possono ammirare alcune bellezze architettoniche della città che si affacciano sul fiume Lemene. A nulla sono servite le telecamere di sorveglianza installate di recente. La situazione è completamente sfuggita di mano all'amministrazione comunale, la quale comunque, per garantire una maggiore sicurezza ai residenti in questa calle, ha fatto installare dei cancelli in modo che tale percorso rimanga chiuso nelle ore notturne, evitando la presenza di persone sgradite e pericolose. Questa decisione però non ha fermato i graffitari e i risultati purtroppo si vedono. Su Piazza della Repubblica si staglia il monumento ai caduti e il trecentesco palazzo municipale. Da questo storico edificio è stata asportata, su mia segnalazione al sindaco Antonio Bertoncello, un'insegna ormai sbiadita che descriveva succintamente la storia del palazzo municipale. Da allora sono passati quasi 2 anni, sì, avete capito bene, 2 anni, e di quell'insegna non si sa più nulla.
altro dilemma riguarda la scala d'accesso esterna al municipio, che nel suo tratto iniziale è sprovvista di una ringhiera di protezione. Che cosa potrebbe accadere ad esempio ad una persona anziana se per sua sventura dovesse perdere l'equilibrio? Non potrebbe aggrapparsi a nulla con serie conseguenze. Lasciamo il cuore di Portogruaro e ci dirigiamo nella vicina Calle Bovolone, ornata con numerosi fiori colorati che ne fanno uno degli angoli più suggestivi e romantici di Portogruaro, dove è un vero piacere passeggiare. Peccato che la stessa cosa non possa avvenire anche per Calle Marinaressa.